Allo sbocco della Val d'Alpone, eccoci a Monteforte d'Alpone, il che per il mondo significa prima di tutto la Montefortiana, quella manifestazione podistica che tutti abbiamo imparato a conoscere, forse anche a frequentare. E c'è poi il vino, c'è poi il carnevale e ci sono altre cose che ci vengono raccontate dal sindaco, che è Roberto Costa, che ringraziamo per questa ospitalità. Come racconta questa sua cittadina? Monteforte d'Alpone è un bellissimo paese. Abbiamo molte cose da scoprire. Abbiamo un bellissimo palazzo vescovile, abbiamo molte ville anche nelle nostre frazioni. Poi abbiamo una chiesetta di Sant'Antonio qui sopra il nostro colle, che una volta c'era una fortificazione e da lì parte proprio il nome Monteforte d'Alpone, che c'era anche noi avevamo il nostro castello, quindi Monteforte è veramente ricco di storia, è veramente un bellissimo paese. Una curiosità, si dice che il suo comune detenga il record di più alta densità viticola d'Italia. È ancora vero? È verissimo, è verissimo. E anche, posso dirle anche di più, cioè noi nel comune di Monteforte d'Alpone abbiamo una bellissima cantina sociale e più di 20 cantine private. Quindi per noi il vino è una vocazione, quindi Monteforte è il principe dei paesi. Abbiamo un grandissimo territorio pieno di ottimi viti, in più delle cantine che fanno un vino che è meraviglioso. E in questo contesto eccoci al progetto GAL allora. In che cosa è consistito? Per noi il GAL ci ha dato veramente un aiuto a sviluppare le nostre vie contadine, che se dopo vanno sempre a allacciarsi a quei percorsi turistici che rendono il nostro territorio fruibile da tutti, anche dalle famiglie. Il GAL poi ci ha aiutato. Abbiamo fatto una ristrutturazione di una bellissima chiesetta in centro del nostro paese, che è la chiesetta di San Carlo. Che tipo di restauro è avvenuto all'interno della chiesetta? Abbiamo fatto un restauro conservativo. Purtroppo nell'arco degli anni anche il tetto aveva ecceduto, quindi si ristrutturerà tutta la parte del tetto e dopo la parte interna e la parte esterna per il contenimento delle mura, diciamo. Se lei dovesse dire come contribuisce tutto ciò, il progetto GAL, anche a rivitalizzare il territorio sotto il profilo non soltanto enogastronomico, che sappiamo essere ben tracciato, ma anche turistico. Il GAL è un collante fra noi comuni, quindi il GAL ci unisce e uniti possiamo esprimere il massimo della nostra forza a livello turistico. Grazie al GAL uniamo tutti i nostri vari comuni, quindi diamo un'offerta turistica al nostro territorio e alle persone che vengono visitate, che è enorme, perché abbiamo delle grandissime potenzialità e grazie al GAL vengono sviluppate. Monteforte d'Alpone, da sindaco dunque, tenendo conto di tutto ciò che abbiamo appena detto, come ne vede il futuro prossimo? Per me Monteforte d'Alpone è in crescita. Ci vuole solo buona volontà e forza e coraggio di portare investimenti nuovi nel nostro territorio, dove abbiamo delle persone che vogliono investire. Sono certo che l'economia ripartirà alla grande. E quindi al momento, grazie ancora allora a GAL e a VEPA, c'è sempre bisogno che qualcuno ci dia non solo lo stimolo, ma anche qualche fondo che sia a disposizione. Esatto. Noi ringraziamo il sindaco Roberto Costa, grazie per averci ospitato. Grazie a voi e grazie di tutto il lavoro che state portando avanti.